2, quindi compreso Castelvolturno 3 d'Italia, come comuni in cui c'è un'attenzione particolare del governo per l'emergenza e per le criticità che hanno questi comuni, soprattutto per la presenza massiva di extracomunitari. Io non conosco la realtà degli altri due comuni, Manfredonia e San Ferdinando, giusto se l'ho trovato in Calabria. Ma è chiaro che Castelvolturno, come tutti sapete, rappresenta una situazione unica in Italia. Ce lo siamo detti tante volte, a Castelvolturno ci sono 15.000 immigrati irregolari e 4.000 regolari. Noi fin dall'insediamento, ma anche in campagna elettorale, dicevamo che per gestire un fenomeno del genere su questo comune non potevano sicuramente bastare né le risorse umane né quelle finanziarie da parte del comune. Anzi, per noi questa presenza è solo un aggravio di spese, di servizi che offriamo a dei cittadini senza ricevere un solo euro come contropartita.